Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Tragedia nella notte a Villa Abate, nel Palermitano. Un'auto finisce contro un muro, morta una bambina di 3 anni, lesi i genitori e il fratellino. Il padre, che era la guida, aveva bevuto ed era senza patente. Etna, nuova eruzione del cratere voragine con una colonna di cenere alta 5 km ricaduta nella zona tra Giarre e Acireale. Ripresa anche l'attività dello Stromboli. Buone notizie dalla A18, chiuso il cantiere tra le uscite di Acireale e Giarre in direzione Messina, traffico più scorrevole per automobilisti e turisti diretti nelle località di mare. Vacanze a casa per molti siciliani che preferiscono trascorrere le ferie alla scoperta del mare e delle spiagge più belle dell'isola. Domenica in città tra shopping e cultura, turisti affascinati dall'anfiteatro nero di Catania, tornato fruibile da pochi giorni, mentre i negozi delle vie del centro si ravvivano grazie ai saldi. I pupi nella Valle dei Templi, ad Agrigento esposizione Museo dei Paladini ispirata ai maestri della scuola palermitana. Calciomercato a Palermo, arriva all'esterno Pierozzi, dalla Fiorentina al Catania piacciono i centrocampisti Sounas e Berna del Catanzaro. Buongiorno e bentrovati. Ancora una notte di tragedia in strada. Un'auto finisce contro un muro alle porte di Palermo. Nell'impatto muore una bimba di 3 anni, illesi padre, madre e fratellino gemello. Il padre però sembra essere ubriaco e senza patente. Il servizio di Maglio Viola. Tragedia la scorsa notte alle porte di Palermo. Una Volkswagen Polo condotta da un uomo di 40 anni per causa in via di accertamento è finita contro un muro in via Natta a Villa Abate, paese confinante con il capoluogo. A bordo dell'autovettura viaggiavano 4 persone, in pratica una intera famiglia. Nel violento impatto ad avere la peggio è stata la piccola Aurora, figlia della coppia di appena 3 anni. Viaggiava con tutta la famiglia, madre, padre e fratellino gemello. Tutti e 3 gli altri occupanti del mezzo sono rimasti illesi, la bambina invece è morta sul colpo. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per capire come questo sia stato possibile. Secondo le prime indagini condotte dai militari, il padre di famiglia, l'uomo di 40 anni alla guida della vettura, aveva un tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro, guidava senza patente perché ritirata e la vettura risultava essere senza assicurazione. I carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno cercando di capire l'esatta dinamica dell'incidente per stabilire come sia morta la piccola Aurora. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale per eseguire l'autopsia disposta subito dalla procura. E questa mattina i territori che ricadono sull'Etna si sono svegliati con i boati del vulcano e poi fontane di lava e cenere lavica che è ricaduta dalla parte del sud-est dell'Etna. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segue appunto l'evolversi di questa nuova situazione. Tonino De Man. Un'altra eruzione, un altro risveglio tra ripetute esplosioni, fontane di lava e l'immancabile cenere lavica. Etna, croce delizia, da un lato lo spettacolo della natura, dall'altro il rovescio della medaglia, con interi paesi sepolti dalla cenere vulcanica, questa volta caduta copiosa su Milo, Sant'Alfio, Santa Venerina, Zafferana e Giarre. Il risveglio dell'Etna è coinciso con quello degli abitanti, scossi poco prima delle 4 da una serie di boati che hanno preceduto l'eruzione, con fontane di lava visibili anche in Calabria. La nube vulcanica si è così levata per 5 km, questa volta risparmiando la città di Catania, messa a KO dalla recente eruzione e facendo tirare un sospiro di sollievo dalle parti dell'aeroporto di Fontanarossa. Osservato speciale ancora il cratere voragine, con l'INGV di Catania a monitorare l'evolversi della situazione. La frenologia è stata la stessa, però i venti dominanti in direzione est hanno causato la ricaduta di materiale piroclastico fra i paesi di Zafferana e Milo e Giarre. La frenologia si è conclusa dopo circa 6 ore e rientra nella tipica attività esplosiva di intensità parossistica dell'Etna che ormai caratterizza questo vulcano da oltre 20 anni. Conclusa l'attività stromboliana intorno alle 11, resta una colata lavica nella zona sommitale nord-ovest. Nei comuni di Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferana è stato istituito il COC, mentre a Giarre è stato organizzato un vertice intercomunale per fare il punto della situazione e coordinare le azioni di soccorso ed intervento.
Si è risvegliato l'Etna, ma si è risvegliato anche lo Stromboli, che è ancora in eruzione, e allora via riunioni per la Commissione dei grandi rischi che sta monitorando la situazione appunto sul vulcano. L'eruzione, come detto, è ripresa ieri pomeriggio e non si è più fermata. Francesco Triolo. Continua la colata lavica sulla sciara del fuoco di Stromboli, l'eruzione che si era arrestata nella mattinata di ieri è poi ripresa portando anche ad un abbassamento della bocca sino a sotto quota 500 metri sul livello del mare. È comportante anche il distacco di blocchi dal fronte lavico che verso la linea di costa raggiungono l'acqua. Il comune di Lipari ha interdetto le spiagge più prossime alla sciara del fuoco e quelle per le quali i tempi di allontanamento in caso di attivazione delle sirene siano troppo lunghi, come ad esempio la spiaggia lunga e le calette nell'area di Piscità. Raddoppiata la presenza dei vigili del fuoco nell'isola che stanno utilizzando il geoportale per il monitoraggio cartografico avanzato grazie al supporto dei dati satellitari per garantire una sorveglianza continua e dettagliata. Vietato l'attracco ai vaporetti delle escursioni giornaliere che si sono riversati su Panarea. 3.000 turisti e 15 vaporetti sono arrivati solo ieri in poche ore provocando la rabbia degli isolani. Intanto anche questa mattina si è tenuta una riunione della Commissione Grandi Rischi ed i centri di competenza alla luce dei continui mutamenti del vulcano hanno evidenziato la necessità di tenere sotto controllo la situazione di instabilità della sciara del fuoco e il conseguente rischio tsunami. Anche Messina, con un'ordinanza del sindaco, ha attivato il centro operativo comunale per l'emergenza Stromboli per attivare le procedure previste in caso di eventuali movimenti anomali del mare. Adesso ci spostiamo a Zafferana, che questa mattina si è risvegliata ricoperta da una coltre nera, appunto della cenere vulcanica, attrazione certamente per i turisti, qualche disagio invece per i residenti. Il servizio. Un'autentica pioggia di cenere su Zafferana, siamo a Piazza Umberto, letteralmente ricoperta della coltre nera. Guardate questi tavolini. Più di 2 centimetri di cenere vulcanica depositata. Ombrelli aperti, ma non per la pioggia, tanto attesa in questo torrido inizio d'estate. L'emergenza cenere lavica colpisce duro questa volta il versante sud-est dell'Etna, ricoprendo di sabbia nera Zafferana e dintorni. Mattinata surreale tra chi spazza o si ripara dalla cenere e chi la immortala, pronta a portarla a casa come souvenir. Da dove viene? Da Padova. Per lei questo è uno scenario mai visto? Mai visto, è spettacolare, la natura ci ha proprio lasciato senza parole stamattina. Scommetto che lei prenderà una bottiglietta e porterà un po' di cenere. Già fatto, anche perché ho i bambini di là che sono rimasti affascinati. Un'attrazione. Per noi che siamo in vacanza sicuramente, per chi abita qua e deve magari andare a lavorare potrebbe essere un disagio. Lei che ha pronto qualcosa, una bottiglietta per portarsi questa cenere a Novara? Non ancora, ma farò in tempo. Dove porterà questa cenere? A Novara, E cosa dirà, cosa racconterà ai suoi concittadini? che è bellissimo. Da un lato il turismo, dall'altro i disagi e la consapevolezza di affrontare una ciclica emergenza. Purtroppo torniamo a gestire l'emergenza che abbiamo già vissuto nei 5 anni precedenti, lo facciamo con il sistema che ormai è rodato, abbiamo attivato il COC, abbiamo predisposto le ordinanze che riguardano la circolazione e ora iniziamo a contattare le ditte per cominciare a pulire il territorio. Gli fa eco l'assessore all'ecologia, armato anche lui di ombrello. Siamo all'opera per cercare di ritornare nella normalità prima possibile, non sarà facile. Rinviata a data da destinarsi anche la cronoscalata automobilistica Giarre Milo. Ed ora, come sempre, resta il problema della raccolta e dello smaltimento della cenere che ha già mandato in tilt Catania, tanto da indurre il sindaco trentino a rivolgersi con un post su Facebook ai propri concittadini chiedendo pazienza, visto che il servizio di raccolta potrebbe durare più del previsto. Un barchino di metallo carico di migranti è affondato in acque internazionali, un peschereccio tunisino che si trovava a poca distanza ha soccorso 44 persone tra gambiani, guineani, malesi e senegalesi. 3 persone sarebbero disperse e i naufraghi sono stati trasbordati su una motovedetta a Lampedusa. I 44 migranti, fra cui una donna, hanno riferito di essere partiti da Sfax in Tunisia venerdì notte e di aver pagato 800 euro a testa per la traversata.
Partecipazione e cittadinanza sono le sfide indicate da Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del comitato organizzazione delle settimane sociali, in corso a Trieste. Sentiamo uno stralcio del suo intervento prima del discorso di Papa Francesco. Abbiamo attinto all'inchiostro della democrazia per rinsaldare il legame tra storia e futuro. Risaltano due parole, traduzione concreta della dottrina sociale della Chiesa e del suo magistero: partecipazione e persona. Entrambe con la lettera P, non è un caso, come la politica, anzi la miglior politica, come lei ci dice nella Fratelli Tutti, a servizio del bene comune, dell'Italia, dell'Europa, del mondo intero, con lo stile della fraternità, quello che ci insegna il buon samaritano. Tutti insieme abbiamo trovato qui il luogo per riscoprirci popolo che è pronto a partire e a riprendere il suo cammino nella vita quotidiana, con delle grandi sfide, quelle della partecipazione e quella di una cittadinanza vera, autentica. Domenica di tregua sull'autostrada A18 Messina-Catania, dove improvvisamente non ci sono più restringimenti della carreggiata nel tratto tra Acireale e Giarre, che per settimane hanno causato chilometri di fila e snervanti attese per migliaia di automobilisti, soprattutto nel fine settimana. Ieri il Codacons aveva diffidato il CAS, il Consorzio Autostrade Siciliane, per le infinite code e il mancato rispetto delle norme di sicurezza. Il servizio è di Emanuela Corsi. Poco prima dei caselli il Consorzio Autostrade Siciliane ha messo questo cartello: stiamo riqualificando la rete autostradale, guidare con prudenza, ci scusiamo per il disagio, buon viaggio, e vedremo se sarà veramente un buon viaggio. Domenica di respiro sulla A18 nel tratto tra Acireale e Giarre, dove sono in corso lavori di manutenzione. Percorrendo il tratto autostradale, come possiamo vedere, non ci sono più i restringimenti che quotidianamente causano da mesi lunghe file e chilometri di coda, soprattutto nei fine settimana. Una bella sorpresa per i tanti automobilisti in viaggio che si aspettavano un'altra domenica di passione per raggiungere le spiagge del litorale. 2 settimane fa, con le nostre telecamere, vi abbiamo mostrato mezzi incolonnati già a partire dai caselli di San Gregorio, con gli utenti che gridavano alla vergogna. Una situazione perdurante fino a ieri, a stagione turistica avviata. Sotto accusa il CAS, Consorzio Autostrade Siciliane, che gestisce sia la Messina-Catania che la A20 Messina-Palermo, dove anche lì gli utenti segnalano lavori infiniti, criticità e disagi a fronte di costi elevati e spesso non dovuti. Ieri il Codacons ha presentato un esposto ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e una diffida al consorzio per valutare la sospensione di ogni attività a seguito delle omissioni nel cantiere, perché stando a quanto denunciato da automobilisti e pendolari, si legge in una nota, si creano enormi disagi, oltre al fatto che gli operai non indossino protezioni di sicurezza. I lavori sulla A18, che ricordiamo si protraggono da mesi, riguardano la sostituzione dei guardrail. Il consorzio ha programmato la sospensione dei lavori tra una settimana a partire dal 15 luglio. Il clamore mediatico e le continue denunce forse hanno concesso questa tregua domenicale. Meno male. E allora adesso ci occupiamo invece delle vacanze, che per molti siciliani sono in Sicilia, e sono proprio i siciliani a promuovere le spiagge e il mare locale. Francesco Aloi. Voi per le ferie avete scelto la Sicilia dalla Sicilia. Sì, perché il nostro mare non lo cambierei mai con nessuno. Lei arriva da? Da Catania. La Sicilia è la terra più bella che c'è. Voi da dove arrivate? Da Catena Nuova, il paese più caldo d'Europa. Ma cosa vi ha colpito di più della Sicilia? In realtà siamo appena arrivati, quindi ancora adesso non glielo so dire. Lo scopriremo. Abbiamo una settimanina ancora. Volevamo vedere il mare e volevamo scoprire la Sicilia. Sotto l'ombrellone ci si rilassa e lo fa sia chi è già in vacanza sia chi è rimasto a casa. Dove andrete in vacanza? A Favignana. Fine. Quindi resterete in Sicilia? Sì, in Sicilia. Il mare della Sicilia è bellissimo. Facciamo una settimana del Ferragosto a Milazzo con la famiglia. Andrò in vacanza a Lampedusa, isola siciliana, bellissima. Dove pensi di andare? Lampedusa.
Tra le mete preferite dagli italiani secondo JetCost, nella top 10 ci sono Lampedusa, San Vito Lo Capo e Favignana. A Catania invece i turisti restano affascinati dall'anfiteatro nero, tornato fruibile da pochi giorni, mentre le vie dello shopping ritornano vive grazie anche ai saldi. Data per noi Desiree Ferlito. 78 anni mai, la prima volta. Catania si ritrova tra turisti e cittadini a scoprire la città. L'anfiteatro romano di Piazza Stesicoro riapre le sue porte dopo diversi anni di chiusura e in questa prima domenica di apertura con ingresso promozionale a €3 è tanta la gente che ha preferito la Catania sotterranea a una giornata al mare. Una cosa da visitare, da fare, da buon catanese era da visitare. Un esempio unico al mondo, l'anfiteatro romano di Catania, realizzato in pietra lavica e per questo definito il Colosseo Nero. Con i suoi leggendari sotterranei è tornato a incantare i visitatori, riaperti anche scorci finora interdetti dell'arena capace di ospitare 15.000 spettatori. Molto bello, secondo me è una cosa veramente interessante poter visitare, diciamo, la storia della nostra città, visitare questi luoghi finalmente aperti al pubblico. E in una Catania più bella che mai, tra storia e cultura, c'è chi si dedica allo shopping nel secondo giorno di saldi estivi. Devo dire sta andando molto bene, c'è tanta gente, anche turismo, quindi non solo italiani ma per lo più stranieri. Ha trovato la giusta occasione? Sì, certamente. Ha riscontrato la convenienza, diciamo, rispetto? Sì, senza dubbio, sì, l'ho riscontrata. Cosa hai trovato? Creme solari, poi shampoo, balsamo e creme viso. Acquisterai qualcos'altro, pensi? Stavo guardando di là se trovavo qualcosa da scout, sto guardando in giro, sì. Partenza positiva per la stagione, esercenti in festa, clienti a caccia di occasioni. Sono famosi i pupi siciliani, quelli catanesi, ma forse non tutti sanno che anche ad Agrigento c'è una scuola di pupi siciliani ispirata proprio ai maestri palermitani. In vista dell'evento Agrigento Capitale della Cultura, ora è possibile ammirare l'esposizione museo proprio nella città dei templi. Davide Sardo. Nel centro storico, a pochi passi dal Teatro Pirandello, in uno dei locali dell'ex convento dei Padri Filippini, è esposta la collezione dei pupi realizzata dal maestro Carmelo Guarneri. Si tratta di una mostra permanente di ben 50 esemplari di pupi lavorati rigorosamente a mano che rievocano le epiche gesta cavalleresche dei paladini di Carlo Magno in lotta contro i saraceni, con tutto un corredo di scenari e sipari. Ho imparato per conto mio a fare i pupi siciliani a scuola palermitana, perché ci sono due scuole, c'è la scuola palermitana e la scuola catanese. Questa è scuola palermitana, però né li ho visti fare e neanche me lo hanno insegnato. E i nostri pupi che abbiamo qui ad Agrigento, questa vasta collezione di pupi siciliani, non sono secondi a nessuno. Nella prospettiva di Agrigento, capitale della cultura, l'esposizione assume un valore di rilievo e attrae numerosi turisti e soprattutto bambini affascinati dai pupi con le loro armature luccicanti e le piume variopinte sugli elmi. La città di Scicli diventa un francobollo di Poste Italiane, fa parte della serie tematica Il patrimonio naturale e paesaggistico dedicate ai borghi d'Italia. Il servizio di Veronica Barbarino. Poste Italiane comunica che oggi il Ministero delle Imprese del Made in Italy emette francobollo dedicato alla città di Scicli. Annulliamo francobollo facendolo vivere. Scicli in un francobollo, icona per collezionisti. Il prestigioso riconoscimento ha ottenuto tramite le mani del sindaco e dei rappresentanti del Ministero delle Imprese, del Made in Italy, della Zecca e di Poste Italiane l'annullo filatelico nel primo giorno di emissione. 250.000 copie in tutto per il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Il patrimonio naturale e paesaggistico, dedicato ai borghi d'Italia in cui vengono celebrati anche Pesco Costanzo, Stilo e Codrongianos. Naturalmente il nostro Ministero è stato ben felice di concedere l'autorizzazione a questa serie turistica per uno dei borghi più belli del nostro paese, che è Scicli. Il francobollo, realizzato grazie a una foto donata da Luigi Nifosi, ritrae il Colle di San Matteo, immagine simbolo della città iblea, il cui centro storico è stato dichiarato nel 2002 patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. San Matteo, che è l'emblema della nostra città, chiunque arriva, chiaramente la prima immagine va a guardare è quella. Ora averla anche su un francobollo è una cosa importantissima. In tanti hanno acquistato le prime copie con annullo primo giorno in tariffa B, come souvenir ricordo della vacanza per arricchire la propria collezione o sperando in una futura acquisizione di valore.
Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, subito dopo rientreremo con il calciomercato. Ancora ben trovati, adesso il calciomercato, primo giorno di ritiro oggi a Livigno per il Palermo che ha preso dalla Fiorentina il terzino Pierozzi, a breve l'ufficialità di Anastasio al Catania che insegue anche Berna e Morra. Ci dice tutto Sergio Colosi. Il primo a faticare in ritiro è il Palermo che tra piogge e basse temperature ha cominciato a Livigno la nuova stagione. La società ha chiuso la trattativa con il terzino destro Nicolò Pierozzi, 23 anni dalla Fiorentina, la scorsa stagione 12 presenze in Serie A con la Salernitana e 3 con i Viola tra Conference e Primavera 1. Operazione definita con lo Spezia, il difensore Nicolau diventa rosanero, al club ligure Soleri a titolo definitivo e Aurelio in prestito. Questione di ore anche per l'ufficialità del passaggio del terzino sinistro Armando Anastasio al Catania, molto attivo sul mercato. Nel settore di centrocampo rimane aperta la pista che porta a Ciccio De Rose, ma dopo Sunas si segue un altro tesserato del Catanzaro e Luca Verna, 31 anni, con tanta esperienza in B. Un dato è certo, la mediana rossazzurra sarà di categoria superiore. Per l'attacco sondaggio per Claudio Morra, l'ultimo anno 20 gol con il Rimini. Tello interessa al Pisa, sfumato il passaggio al Modena di Furlan. Programmazione e organizzazione non appartengono al Messina Gestione Sciotto, che tra una trattativa e l'altra per la cessione dell'ACR in più di 2 mesi è riuscita a confermare Modica e scegliere Pavone. Tra 35 giorni Coppa Italia a Crotone e ad oggi l'organico conta solo 5 calciatori. Dopo Canute e Caric, il Trapani, che sogna il ritorno di Murano, avrà una nuova coppia di centrali in difesa, quasi fatta per Benassai della Lucchese, vicino anche Celiento del Bari, con il capitano Sabatino riconfermato e alternativa nel reparto. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti.